L'esplosione ha danneggiato seriamente la palazzina di via Roma 18 a Villafranca Padovana. Tutti e tre gli appartamenti sono stati evacuati. 7 persone hanno dovuto trascorrere la notte in alloggi trovati dal comune. La palazzina è stata dichiarata inagibile, sembra sia possibile recuperare invece uno degli appartamenti, ma lo sapremo nel pomeriggio sera, per cui probabilmente questo darà risposta alloggettiva a una delle famiglie. Gli altri due ovviamente sono semidistrutti, per cui non potranno essere recuperati. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile lo stabile che è stato posto sotto sequestro. Abbiamo attivato la rete della solidarietà comunale, abbiamo trovato 2 famiglie che hanno ospitato 2 famiglie delle 3 coinvolte e un'altra l'abbiamo collocata in un B&B. Johan Thomas, 76enne, rimasto vittima dell'esplosione, ha fatto uscire il gas da una grossa bombola, poi ha avvicinato l'accendino. La cucina della sua casa è stata sventrata e l'urto ha fatto cedere anche i pezzi del controsoffitto dei negozi sottostanti. La palestra, per esempio, è rimasta chiusa e la proprietaria ricorda di aver visto spesso il 76enne. Lo conoscevo di vista perché appunto parcheggiava la macchina qui di fianco alla palestra, però sì, niente di particolare, insomma, proprio due parole di numero, una persona molto tranquilla. Testimoni della tragedia anche alcuni parrocchiani che stavano partecipando ad una riunione nella vicina Canonica, come racconta Don Francesco. Siamo usciti, abbiamo visto il movimento qui e grida. Il primo pensiero era un incidente perché è un incrocio pericoloso questo. E poi spostandoci abbiamo visto le fiamme. Siamo vicini come comunità cristiana, siamo vicini a questo momento di sofferenza, anche il ricordo dell'anziano papà.